Riqualificare l'esistente, questo è il tema del convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Agrigento e che ha visto la qualificata presenza di esponenti del settore provenienti da tutta Italia. Questo di oggi è il primo di una serie di seminari che l'Ordine degli Ingegneri di Agrigento organizzerà sulla riqualificazione sismica ed energetica dei fabbricati da qui al prossimo mese di aprile. Oggi c'è la presentazione di un ciclo di seminari che si svolgeranno nei prossimi 2 mesi con il tema la ricostruzione dell'esistente, la ristrutturazione dell'esistente e il problema verrà affrontato sia in termini strutturali che energetici. Io sono convinto che le nuove tendenze urbanistiche che impongono di ridurre il consumo dei suoli, la necessità di ristrutturare il patrimonio edilizio esistente nei centri storici assicurandone anche la sicurezza, impongono agli ingegneri e alle professioni tecniche che si confrontano con il territorio di affrontare lo studio degli edifici esistenti per migliorarlo facendo quindi delle analisi, delle diagnosi e dei progetti di ristrutturazione completi. Noi vogliamo affrontare questo tema oggi insieme, dicevo, agli ingegneri, alla rete delle professioni tecniche in maniera tale da dare maggiore consapevolezza alla problematica e di diffondere la cultura della ristrutturazione. Quindi vogliamo essere a fianco alle amministrazioni pubbliche, ai sindaci, al territorio e diffondere proprio questa cultura del riutilizzo del patrimonio edilizio esistente. L'argomento è come trattare il tanto costruito esistente in Italia. Va manutenuto, va valutato, va capito come si può riqualificarlo. L'esperimento che si è fatto a Milano viene presentato qui ad Agrigento. È un esperimento di censimento e di controllo di idoneità statica per la sicurezza dei cittadini, non solo dal punto di vista strutturale, ma anche dal punto di vista della sicurezza per quanto riguarda le strutture secondarie, come ringhiere, gronde, camini, tutte cose che possono compromettere la sicurezza dei cittadini. Può funzionare qui? Io penso che possa funzionare in tutta Italia. Si è parlato da anni del fascicolo del fabbricato obbligatorio per tutte le costruzioni esistenti. È in corso la riscrittura del decreto legge 380 che comprenderà il fascicolo digitale dell'immobile, dentro il quale non saranno compresi quindi solo la certificazione energetica, la certificazione antincendi, ma sicuramente la prima cosa da guardare è la sicurezza statica e la manutenzione di tale sicurezza statica per i fabbricati esistenti. Un'iniziativa molto importante e significativa, anche perché i 2 temi che vengono trattati già oggi, quella della riqualificazione energetica e quella dell'adeguamento sismico degli edifici, sono temi di grandissima importanza per lo sviluppo del Paese e ancor più nelle aree meridionali e nella nostra Sicilia. Sono temi che, a prescindere dall'importanza sociale, sono anche temi che hanno la possibilità di avere finanziamenti e pertanto interventi che possono rimettere in moto l'economia e in particolare chiaramente il lavoro dei progettisti. Riqualificazione energetica e interventi di adeguamento sismico sono interventi dove sicuramente gli ingegneri, nel rispetto chiaramente delle altre professioni tecniche, hanno un ruolo chiaramente di riferimento e importante. Io intanto ringrazio Agrigento per questa iniziativa meravigliosa che è una delle prime, si innesta in una serie di altre iniziative che tutti gli altri ordini regionali stanno più o meno diciamo, in maniera coordinata organizzando, volta appunto a questa riqualificazione dell'esistente e all'illustrazione dei molteplici incentivi che il legislatore ci dà a disposizione per poter intervenire. No? Si parte dalla bonus facciata, che è famosissimo, ma anche ce ne sono altri già consolidati come il sisma bonus oppure l'eco bonus e tanti altri. Questi prevedono più o meno delle detrazioni di imposta per le tasse, degli importi che uno ha versato per i lavori e che possono tra l'altro essere ceduti a delle aziende di primaria importanza come Eni, Enel. Oggi sono qui per illustrare il lavoro fatto sulla pianificazione dei centri storici e sulle regole date per il recupero post-sisma di tutto il patrimonio storico. Come valuta questa iniziativa organizzata dall'Ordine degli Ingegneri, tra l'altro il primo di una serie di un ciclo di seminari in atto?
Un'iniziativa di enorme pregio e di enorme potenzialità, ci troviamo di fronte alla tematica del recupero e della riqualificazione del patrimonio edilizio sotto il profilo sismico ed anche energetico, un'opportunità da cogliere visto quanto ci offre lo Stato e sicuramente in un territorio che ha tantissime potenzialità da esprimere. Si parla di ricostruire, di riprendere la funzionalità di un centro edilizio, i centri storici primi tra tutti, ma ritengo che debba essere esteso a tutto il patrimonio edilizio esistente per ridare consistenza e sicurezza affinché possano essere resistenti al sisma e possano realmente essere edifici sicuri per tutti i cittadini. Il ruolo dell'Ordine degli Ingegneri in questo caso qual è? L'Ordine degli Ingegneri ha sicuramente un compito di formazione degli iscritti e di avvicinamento a quelle che sono le esigenze della collettività affinché realmente si possa proseguire in un percorso che avvicini alle necessità di una comunità i fattori tecnici. Questi seminari hanno un ruolo estremamente importante nella formazione e nell'aggiornamento dei tecnici e in questo momento in cui l'attività promossa dal Sisma Bonus diventa rilevante, è un'iniziativa di grande interesse che dovrebbe aiutare l'applicazione di queste attività e quindi rilanciare la possibilità di fare interventi sul territorio.